Per tutto il mese di ottobre in laguna circolerà un vaporetto rosa, colore simbolo della prevenzione del tumore a seno, promuovendo il messaggio Prevenzione è vita. È un vaporetto che è stato, come si dice, messo tutto in rosa e fornito da Ali Laguna, che sarà tutti i lunedì in varie parti della città, nel senso della città d'acqua. Abbiamo Venezia sicuramente, poi abbiamo Lido, Pellestrina, Burano e Murano, ma anche sbarcherà a San Giuliano e a Marghera, con la possibilità in tutta la giornata che sarà divisa in tre parti: una prima parte di prevenzione, uno spazio dedicato alle più giovani e il terzo spazio alle visite senologiche. Questo nasce dalla collaborazione importante fra amministrazione, la USL3, che andiamo a ringraziare chiaramente, e le associazioni quali la LILT, l'Avapo, che hanno messo a disposizione e tutto ciò non sarebbe stato il loro lavoro, e tutto ciò non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la Li Laguna con Rachele Sacco, che si è presa il carico di brandizzare il vaporetto. Al mattino medici specializzati daranno informazioni sulla prevenzione e sulle attività di screening offerte dalla sanità pubblica veneziana, mentre nel pomeriggio dalle 14:30 alle 16 sarà attivo uno spazio dedicato alle donne più giovani per insegnare l'importanza di monitorare i cambiamenti del proprio corpo e spiegare la tecnica dell'autopalpazione. Dalle 16:30 alle 18:30 invece uno staff medico esperto effettuerà delle visite senologiche fondamentali per capire se sia il caso di approfondire ulteriormente. Ad ogni tappa potranno essere visitate al massimo 25 donne, il tutto gratuitamente. C'è un numero a cui ci si può prenotare le visite senologiche, e chiaramente questo è un servizio che viene offerto a tutta la città proprio per sensibilizzare le donne all'attenzione al proprio corpo e diciamo, a sfatare molti tabù per ovviamente vincere e prevenire la lotta contro il tumore. La prenotazione obbligatoria va fatta telefonando al 335 78 92 876 dalle 10 alle 17 dal lunedì al venerdì.